Bene, eccoci insieme anche oggi, sempre alla ricerca di eccellenze. Stavolta abbiamo davvero un'eccellenza nel mondo, vale a dire due sedi, una a Asolo, provincia di Treviso, e l'altra Mumbai, in India. Con noi c'è Nicola Gianesin, che è socio fondatore della GCEP, Episap and Partners, vale a dire uno studio professionale specializzato in quella che si dice la Lean, vale a dire insegnare eccellenza, efficienza, efficacia per migliorare le performance aziendali. Partirei però da questa curiosità. Asolo mi sta bene, è anche una bellissima città. Perché Mumbai? Beh, allora, diciamo che il nostro obiettivo è perseguire l'eccellenza sia nei processi produttivi, quindi nelle aziende italiane, in particolare in Veneto, e poi però portarle anche sui mercati internazionali. In realtà Mumbai è perché poi nella vita capitano le cose anche in modo fortuito, no? Non sempre pianificato. Abbiamo conosciuto un partner valido, un partner indiano valido, con cui abbiamo deciso di dare vita a questa iniziativa. In realtà poi oltre a Dubai, a Mumbai, siamo presenti in altri stati, siamo presenti in Brasile, siamo presenti in tutta l'Europa, siamo presenti nel Nord Africa, quindi sui paesi della sponda mediterranea. Solo che in questo caso non sono ancora società nostre, vorremmo che lo diventassero, sono partnership con altre società con cui ci troviamo bene. Quindi l'obiettivo in ogni caso è quello di dire a Mumbai e in altre parti del mondo dove c'è mercato per le PMI venete, aiutare queste PMI ad arrivarci con ragionevole probabilità di successo. PMI sta per piccole e medie imprese. Esatto, la media impresa, la tipica nostra media impresa. Voi siete una società giovane, avete appena festeggiato i 10 anni di vita, però insomma siete cresciuti esponenzialmente. Se non vado errato, una quarantina di persone ruotano attorno a voi, 10 dipendenti fisici, una decina di dipendenti fisici più una trentina di collaboratori. Mi pare che sia un fatturato di 2 milioni. Quest'anno arriveremo a 2 milioni e mezzo di fatturato. Io sono ancora in difficoltà con le lire, quindi 3 milioni e miliardi vado sempre con magari fossero miliardi. con i piedi di piombo. Ma cosa sostanzialmente insegnate voi? Beh, diciamo, più che insegnare, cerchiamo di lavorare assieme con le imprese. L'ottica potrebbe essere quella, del preparatore atletico o forse del medico, ma medico non tanto perché lavoriamo con aziende che vanno già bene, che quindi sono sane. Altre volte abbiamo pensato all'immagine del ceramista che plasma. Quindi cerchiamo di lavorare con le imprese a far sì che loro diventino migliori. Migliori vuol dire diventare più efficienti internamente, quindi lavorare sui costi, lavorare sulla logistica, lavorare sull'innovazione, migliori sulle persone, quindi essere in grado di essere attrattive per i migliori talenti e trattenerli, e migliori sui mercati. Quindi questo è il nostro mestiere. Siamo un'impresa che vorrebbe fare di tutto per generare altre imprese eccellenti. Questo è il modo con cui operiamo. Possiamo tradurre in insegnare eccellenza, che vuol dire a sua volta efficienza, efficacia, ma c'è una via veneta all'eccellenza? Allora sì, diciamo che sia io che Alberto Canepari, con cui abbiamo fondato la società 10 anni fa, abbiamo lavorato svariati anni con una società di consulenza giapponese, dove è nata l'eccellenza manifatturiera. E abbiamo portato la Lean nasce lì, il modello produttivo Toyota, adesso è di grande moda, è anche vero che è un tema che ormai ha 30 anni, no? Quindi è vero che è sicuramente ancora importante, ma è una filosofia che ha una storia ormai. E abbiamo portato tante aziende venete a vedere anche i sistemi produttivi giapponesi, proprio perché siamo convinti che ci sia una peculiarità del modello veneto verso l'eccellenza, che è fatta, diciamo così, di una forte capacità creativa, che magari manca un po' alle aziende giapponesi, e a una capacità di reazione che è tipica della piccola impresa, no? Però queste due capacità, se non sono poi, regolate da un modello organizzativo, rischiano di generare anche inefficienze, perché rischiano di generare troppi prodotti che magari il mercato non vuole, o rischiano di crescere in modo disorganico e quindi poi avere un conto economico non in equilibrio. Diciamo che il nostro tentativo è proprio quello di creare una via veneta, o perlomeno una via nordestina a questo modello, prendendo il meglio, no? La capacità organizzativa e di previsione, di pianificazione, tipica delle grosse imprese giapponesi, però mixata con la creatività, l'innovazione e la flessibilità del nostro territorio. E questo vedo che le aziende che adottano questo modello hanno ragionevoli probabilità di successo. Ma voi che avete questa visione internazionale, lo dico fra il serio e il faceto,
Non avete provato a invertire la rotta, vale a dire ad insegnare ai giapponesi un po' di creatività e gestione aziendale del nord-est? Beh, in effetti magari più che i giapponesi, dove ovviamente insomma, diciamo che il modo di interloquire è sempre molto cortese, ma loro sono molto convinti, diciamo, del loro modello. Quindi, no, ne hanno anche ben donde. Sì, non ci mancherebbe. Diciamo che però ci siamo confrontati magari in altri paesi, per esempio abbiamo fatto delle esperienze in Brasile, per esempio, e abbiamo fatto delle esperienze con l'Università della Nigeria, a Lagos, dove in effetti il modello delle PMI è visto come un modello che può invece generare sviluppo, no? Quello che ha fatto qui ha generato ricchezza, ha generato sviluppo, ha generato una società comunque che sta bene in modo abbastanza equilibrato, proprio perché non sono pochissimi player, ma sono tante piccole realtà che lavorano. E quindi diciamo c'è sicuramente anche un modo diverso, non solo noi di imparare, ma anche noi di portare. E quindi, ripeto, magari è meno facile con contesti come quello del Giappone, molto più facile con contesti dove c'è più interazione, più interesse a creare un tessuto di piccole e medie imprese come quello che c'è nel nord-est. Visto che avete avuto questo forte incremento in 10 anni, ci spiega qual è la chiave del vostro successo? Intendo, appena detto i giapponesi sono molto convinti di quello che fanno. Cioè, non è che gli imprenditori del nord-est siano tanto da meno quanto a cocciutaggine. Certo. Come vi approcciate? Com'è che riuscite a spiegare loro che potrebbero fare meglio? C'è sempre ovviamente da migliorare. Sì, però, insomma, sì, è vero. L'imprenditore del nord-est, ma perlomeno la geografia dell'imprenditore del nord-est è il paron sommi, sono arrivato fin qua. Sì. Cosa vuoi insegnarmi? Sì. Allora, questo è vero e peraltro è anche, se vuole, un po' una barriera all'entrata rispetto a società di consulenza magari che non sono nel territorio, no? Perché in effetti dialogare con l'imprenditore veneto è molto interessante, molto costruttivo, però richiede una serie di attenzioni. Perché giustamente, peraltro, no, perché la crescita del territorio c'è stata e quindi se c'è stata vuol dire che gli imprenditori sono in gran parte persone in gamba. Allora, cosa facciamo? Prima di tutto noi insegniamo a noi stessi e ai nostri collaboratori l'umiltà, quindi bisogna prima di tutto ascoltare, no? Noi non è che portiamo ricette, bacchetta magica o abbiamo chissà quale scienza infusa, prima di tutto si ascolta, si parla con l'imprenditore, si cerca di entrare in sintonia, perché questo è il punto chiave, e magari per questo lo si fa parlare con altri imprenditori che magari già lavorano con noi. E una volta che si è creata questa fiducia, perché in realtà se poi si vuole migliorare bisogna entrare, potremmo dire quasi a cuore aperto, no? Non si può nascondere. Una volta che si ha questa fiducia, allora un po' alla volta, con esempi molto concreti, piccoli progetti che si sostanziano in risultati misurabili, si guadagna la fiducia. E da lì quindi un po' alla volta si cresce. Noi oggi abbiamo circa 150 aziende che sono per l'80% nel nord-est, la gran parte medie imprese manifatturiere, con cui abbiamo intessuto un rapporto di lungo periodo. Spesso anche nella nostra tipologia di servizio leghiamo anche la nostra remunerazione a dei risultati concreti che l'imprenditore porta a casa, quindi aumenta il fatturato, aumenta il margine, aumenta l'efficienza e allora guadagniamo assieme, no? E questo vedo che è molto apprezzato dall'imprenditore, giustamente, che dice ma perché devo pagare queste persone? E allora vedendo risultati concreti la cosa sta in piedi. Nell'accezione migliore dell'immagine possiamo dire dialetto e ombra o spritz per parlare con l'imprenditore veneto? Beh, direi quello, però senza mai lasciare indietro la competenza. No, ma ci mancherebbe. Esatto. Però è vero, cioè va creato quello che è il feeling, che è l'elemento fondamentale, che poi diventa fiducia, diventa anche da parte dell'imprenditore a volte la disponibilità, spesso anzi per fortuna, a dire ad altri suoi amici, altri suoi colleghi: guardate, stiamo lavorando con loro e non hanno fatto grossi danni, per cui si può provare a... E come avete questa strana opportunità di rapportarvi con imprenditori del nord-est e imprenditori di altre parti del mondo? Sì. È diversa la tipologia di approccio? Cioè voglio dire, se vogliamo ragionare così facilmente, dialetto ombra nel nord-est, in India non sarà così. No. In India magari... È vero, ci sono contesti molto diversi, no? Nel senso che ci sono contesti spesso molto più formali, no? Però è anche vero appunto che è molto, come dire, geograficamente definito, no? Quindi Giappone e Cina sono contesti formali, ma però anche lì poi gli affari veri si fanno alla sera, attorno a un tavolo, no? Dappertutto. Invece che sì, magari non c'è lo spritz. Gambe sotto la tavola, però dappertutto. Sì, magari non c'è lo spritz, c'è il sake, c'è i kanpai, quindi i brindisi di quel tipo, ma
quella parte relazionale conta sempre. Magari è la velocità con cui si arriva a questo aspetto. Nei nostri imprenditori, ma se vuole anche diciamo in generale nelle economie latine è più facile, in quelle nordiche orientali è un po' più difficile, però alla fine ci deve essere un tema di fiducia. Peraltro noi vendiamo fiducia, no? Perché nessuno ci affiderebbe i conti della sua azienda se prima non capisce che può aver fiducia. Perché non si può provare, no? un lavoro, perché non è un prodotto fisico che uno può provare. Dal vostro punto di vista qual è l'area economica che ha maggiori prospettive nel prossimo futuro a livello mondiale? Cioè per le PMI italiane? Allora, per le PMI italiane secondo me è ancora molto interessante l'Europa, che magari adesso l'obiettivo sia bisogna andare oltreoceano. In realtà andare oltreoceano è costoso, rischioso e progetto di lungo periodo, quindi sicuramente va considerato, però per le PMI e anche magari per la fascia piccola delle PMI, per esempio la Germania, per esempio per l'industria meccanica del settore automotive o delle lavorazioni meccaniche, il mercato tedesco è ancora una miniera inesplorata. Oppure le economie che stanno crescendo molto, la Polonia per esempio è un altro contesto estremamente interessante. E poi i mercati più tradizionali come la Francia, l'Inghilterra. Quindi io suggerirei, soprattutto per chi inizia, ed è quello che facciamo, partiamo dalle cose più facili, no? Poi c'è sempre tempo per complicarsi la vita e lasciamo o comunque consideriamo i mercati lontani o se si hanno dei prodotti veramente particolari o se si ha già un'esperienza, se è già nella fascia medio-alta della PMI. Grazie a Nicola Gianesin, Grazie che ricordo essere socio fondatore dello studio GCEP, esatto. Gianesin, Canepari e Partners. In 10 anni 2,5 milioni di fatturato, sedi ad Asolo e a Mumbai, e tra il serio e il faceto, per concludere, insomma, per lavorare con voi bisogna essere professionali ma anche buone forchette. Esattamente. Mi pare di capire che tutto aiuta. il mondo è paese. Aiuta. Grazie, alla prossima e buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci.